Le assemblee dei soci di FCA e PSA hanno dato il via libera alla nascita del nuovo gruppo Stellantis, che ha una capitalizzazione di borsa pari a 38 miliardi di euro e 400.000 lavoratori, in larga maggioranza in Europa. FCA porta in dote più di 110 stabilimenti e 192.000 dipendenti, distribuiti in 40 paesi. 209.000 quelli del gruppo PSA, che ha una presenza industriale più concentrata tra Europa e Sud America, mentre FCA è un player più globale grazie agli stabilimenti Chrysler in Asia e Nord America. L'obiettivo sin dal 2022 è arrivare a 5 miliardi di sinergie. Oltre un'impresa su 5 pensa che nel 2021 non ci sarà alcuna ripresa dell'economia a causa delle pesanti conseguenze dell'emergenza Covid. È quanto emerge dall'indagine dell'Unione Europea delle cooperative su un campione di aziende italiane in occasione della partenza dei primi saldi in Italia. La pandemia sta mettendo a dura prova tutti i settori, dai servizi al commercio, dalla logistica alla manifattura, dall'agroalimentare al turismo. Il 41% delle imprese, evidenzia l'indagine di WakeUp, ha chiesto un finanziamento alle banche per resistere alla crisi. Nel 2019 le famiglie dell'Unione Europea hanno speso 117 miliardi di euro, pari allo 0,8% del PIL dell'Unione Europea, in bevande alcoliche. Si tratta dell'1,6% della spesa totale delle famiglie per i consumi. Il dato, reso noto da Eurostat, non include le bevande alcoliche consumate nei ristoranti e negli hotel. Tra gli Stati membri dell'Unione Europea, la quota della spesa totale per le bevande alcoliche è stata la più alta in 3 paesi baltici: Lettonia 4,8%, Estonia 4,7% e Lituania 3,7%. Al contrario, la cifra è stata inferiore all'1% in Grecia e in Italia. Tra luglio e settembre le presenze negli esercizi ricettivi sono state complessivamente il 63,9% di quelle del 2019. Il calo è dovuto soprattutto alle presenze dei clienti stranieri, che sono state il 39,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nei primi 9 mesi del 2020 sono diminuiti drasticamente i viaggi per motivi di lavoro di residenti nel nostro paese e in misura minore ma comunque ampia quelli per vacanza. È quanto emerge dai dati del report Istat sul movimento turistico in Italia.